Guardiamo due immagini. Queste sono le immagini di quello che ci ha lasciato un vecchio modello di sviluppo, sono i cosiddetti SIN, i siti di interesse nazionale per bonifica, è il sito di Porto Torre Sassari, il sito del Sulcis, e questo adesso è il nuovo modello di sviluppo. Il primo, come vedremo qui nel dettaglio, ci ha lasciato 445.000 ettari di terreni inquinati all'interno di queste zone, è un sesto della nostra isola. Adesso più o meno stiamo cercando di attentare ad altre 200.000 ettari, quindi incrementare questo bottino. Per che cosa? Per scoprire l'acqua calda, perché in realtà un intervento così, che sembra molto importante, geotermico, in realtà si basa semplicemente nel cercare dell'acqua calda che è al di sotto, viene riportata su, questa permette di azionare una turbina e quindi produrre energia elettrica, contemporaneamente viene raffreddata, poi rimessa sottoterra. La cosa interessante è vedere quello che è la gestione del nostro territorio e in particolare quello che è il rapporto tra resa energetica e il territorio che invece noi dobbiamo dedicarlo. Prendo in esame uno dei 4 progetti che mi ha mandato l'amica Luciana Mele, è quello Capopecora Guspini. Se noi andiamo a vedere, l'area di permesso di ricerca interessa 87,5 km², quindi un'enormità, per un rettangolo, per recuperare, badate bene, da 1 a 4 megawatt elettrici o termici. Nel progetto non si specifica neanche se siano termici o elettrici, che è un dato tecnico importante. Il termico, se io lo trasformo poi in energia elettrica, lo devo dividere almeno per 3, molto spesso le rese sono anche più basse. Per cui noi per miserabili 1,4, da 1 a 4 megawatt dobbiamo sacrificare 87,5 km². Quindi è importante avere coscienza di come amministriamo il nostro territorio, lo spazio del nostro territorio. È una cosa che qualsiasi padrona di casa deve fare ogni qualvolta decide di arredare la propria casa e decidere come dividere la propria casa, cioè quanto spazio do alla cucina, alla sala da pranzo, alla camera da letto. Ma immaginatevi se una casalinga dovesse pensare che l'elemento più importante della casa è la caldaia. Cioè non ci sarebbe assolutamente spazio per stare, quindi noi dobbiamo ragionare nello stesso modo. Guardate, se dobbiamo usare il fotovoltaico, energia veramente rinnovabile, e il sole di tutti, non può essere in qualche modo monopolizzato, con un quadrato di 8 per 8,4 per 8,4, quindi un quadrato di 70,56 km², riusciamo a produrre 1600 megawatt. Con un quadrato, o meglio un rettangolo più grande, 87,5 km², noi andiamo a produrre da 1 a 4 megawatt. Questo è il progetto. Quindi già di per sé dovrebbe essere un progetto che va rifiutato. Per quale ragione? Perché appunto una casalinga, se gli dovessero dire appunto di dedicare tutto lo spazio della propria casa per una resa minima dal punto di vista energetico, dovrebbe in qualche modo ribellarsi. E badate che da questo punto di vista non è che noi ci facciamo mancare niente. C'è l'amico della Coldiretti, per cui è importante che lui abbia coscienza di quello che è la gestione dello spazio, in particolare per quanto riguarda la gestione delle biomasse. Vi ho portato l'esempio di Porto Torres, dove
ricordate appunto 8,4 per 8,4, 70,56 km quadri per produrre 1600 megawatt, per produrre da biomassa 43,5 megawatt, miserabili, dico sempre 43,5 megawatt, noi dobbiamo sacrificare tutto quello spazio. Quello che è una cosa che vorrei discutere con il vostro direttore, con Sava, è proprio come mai non si è avuto questa sensibilità da parte della Coldiretti di Sassari nel capire che quello è un attacco alla capacità di produrre alimenti. Sapete bene che ogni qualvolta si lascia andare un terreno vengono fuori i cardi. Nel mio paese si dice è tedotto abbandonato, tutto gardureo, no? E noi pensiamo di creare sviluppo abbandonando la terra e producendo cardo mariano. E non è una mia invenzione, questo è il piano di approvvigionamento della biomassa dell'Eni Power, appunto quella che vuol fare questo mega inceneritore a Porto Torres, e vedete si va dalla fertilissima Nurra alla fertilissima piana di Ozieri fino a Sedilo. Quindi è importante che si crei una conoscenza anche nell'ambito delle organizzazioni di categoria che in qualche modo dovrebbero difendere la terra, e in particolare dovrebbero difendere la terra per quello che è la sua vocazione, cioè la vocazione a produrre alimenti. Noi in Sardegna negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto la produzione di grano duro del 50%. Lo dico sempre, non abbiamo più la possibilità di produrre il nostro pane quotidiano in questo momento. Importiamo l'80% delle nostre derrate alimentari, per cui è assurdo il pensare di dover incentivare la produzione del cardo, cioè il degrado della campagna, e non incentivare invece la produzione del grano duro. È un elemento che è importante, cioè la gestione del territorio, la gestione della campagna e la gestione della qualità della campagna che noi manteniamo. Guardate che cosa dice l'Emilia Romagna, che per certi versi si pone il problema di tutelare le sue produzioni agricole. Dice che non è idoneo all'installazione di impianti di produzione a biogas, biomassa e biometano il comprensorio di produzione del formaggio parmigiano reggiano. E non è che noi qui non abbiamo prodotti di qualità che in qualche modo non dobbiamo tutelare. Dobbiamo tutelarli, per cui in qualche modo la Coldiretti deve entrare nella difesa di queste cose, e per cui infatti secondo me dobbiamo recuperare la discussione sul cardo. Entriamo sul discorso del geotermico. Guardate, è un qualcosa che dice l'Eni, che non è una società non profit, tutto sommato. Cosa dice? Che purtroppo le cose in natura non sono così semplici e pulite. Questo lo dice a proposito del geotermico. Dice che il vapore acqua in genere è associato ad altri gas come l'idrogeno solforato, l'anidride carbonica, mentre nelle acque sono spesso presenti metalli pesanti ed arsenico. Tutti metalli aggressivi per la salute. L'arsenico sapete bene che è anche questo un metallo pesante fortemente aggressivo. Questo cosa comporta? Che le acque geotermiche, a causa delle caratteristiche chimiche combinate con le elevate temperature, sono fortemente aggressive, corrodono rapidamente le tubature e le attrezzature. Per cui quando sentirete dire ma è un circuito chiuso, state tranquilli, non succede niente, ma è la stessa acqua geotermica che va a aggredire la tubatura stessa, e se può resistere 1 anno, 2, 3,
4 anni, sicuramente nel tempo ci sarà una corrosione, quindi una mancata efficienza e sicuramente un rischio di sicurezza. Ma addirittura dice le acque con queste caratteristiche, cioè le acque geotermiche, ovviamente non possono nemmeno venire a diretto contatto con suoli e prodotti agricoli, animali e cibi, e il loro uso deve essere necessariamente interdetto. Quindi in realtà è l'ENI che ci spiega perché dobbiamo aver paura di queste acque geotermiche. Non è che cioè che una paura che ha avuto Luciana o qualsiasi altra persona, ma è un dato reale. E a questo punto io dico sempre che dobbiamo imparare a guarire di una nostra presunta sindrome, che tutti quelli che ci propongono qualcosa di schifoso, gli ingegneri della Saras e ad Arborea sono stati dei maestri, ovviamente cercano di comunicare alla comunità il fatto, dice ma noi dobbiamo andare avanti, lo sviluppo è qualcosa di importante, poi non si può avere questo atteggiamento egoistico e il non volere qualcosa che per il bene di tutti dentro il proprio giardino. Tutti sapete, perché ne parlano tutti, della cosiddetta sindrome NIMBY, no? Però nessuno parla della sindrome PIBY, che è una cosa che io ho portato in Italia dagli Stati Uniti quando ho portato appunto questo libro che ho comprato appunto a Chicago, dove spiegavano che cos'era questa sindrome PIBY, che vuol dire place in the black's backyard, cioè mettilo nel giardino del nero. Dove nasce questo dato? Perché tutti vengono qui in Sardegna? Perché probabilmente lo considerano anche loro il giardino del nero. Questa sindrome nasce a Houston, che è la quarta città degli Stati Uniti, 500 quartieri, 25% di popolazione nera, i 2/3 di questa popolazione nera vive in 3 quartieri principali. Che cosa caratterizzano questi 3 quartieri principali? Su 13 discariche di rifiuti solidi urbani, 11 sono presenti in questi 3 quartieri neri, una in un quartiere ispanico. Su 8 inceneritori, 6 sono localizzati in quartieri neri, 1 in un quartiere ispanico. Questo ha determinato un movimento fortissimo negli anni '80 che ha imposto un atteggiamento diverso, e questo è un executive order, cioè una legge presidenziale del primo governo Clinton a difesa di quella che loro hanno chiamato la giustizia ambientale, a tutela delle popolazioni di minoranza e delle popolazioni a basso reddito. Ancora stiamo aspettando una presa di posizione di Napolitano su queste cose. Perché dopo quello che sta succedendo, e vi farò vedere che cosa è successo prima, vediamo che cosa stanno architettando. Io l'ho chiamato razzismo ambientale, appunto, cioè PIBY syndrome, perché il pensare appunto di proseguire l'aggressione del territorio in questo modo, badate bene, complessivamente ci stiamo giocando altri 200.000 ettari, senza considerare tutto ciò che è a mare, determina una aggressione importante. Una delle osservazioni che sentirete ad Arborea, gli ingegneri della Saras lo mettevano in evidenza, dicevano: guardate, non è un pozzo di produzione, è solo un pozzo esplorativo. E la cosa più interessante è che questo è uno studio molto recente del 2012 che mette in evidenza come i pericoli per le patologie croniche, subcroniche non tumorali e i rischi per tumore si hanno nei residenti entro il mezzo miglio o oltre il mezzo miglio dal pozzo in maniera differente, e questo proprio nel momento in cui si sta esplorando il pozzo. Cioè
quello che si dice, ma stiamo solamente facendo una trivellazione esplorativa, quello è un momento di criticità sanitaria estremamente importante. E per quanto riguarda l'indice di pericolo subcronico, è stato attribuito appunto alla presenza di trimetilbenzene, xilene e idrocarburi alifatici. Per quanto riguarda il rischio cumulativo per tumore, che è maggiore ovviamente nelle persone che stanno entro il miglio dal pozzo, è legato appunto alla presenza di benzene. Un altro elemento che noi ritroviamo anche nelle trivellazioni è la presenza di un gas che viene quasi sempre non preso in considerazione, che è il radon. Il radon è un gas radioattivo che è nella catena del decadimento dell'uranio 238 e del radio, viene subito immediatamente dopo. Il radon 222 praticamente noi lo ritroviamo nel sottosuolo e ovviamente pensate che qualcuno ha pensato di usare il radon come una sentinella per i terremoti, perché quando si sconquassa la terra e si rompono quelle che sono gli assetti geologici, il radon sale su. Immaginate che cosa succede se noi andiamo a cercarlo. Noi riporteremo in superficie del radon che invece avevamo sequestrato sottoterra. E voi dite, ma no, non è così. Questa è una tabella che i tecnici della Salas nelle loro saggi geochimici hanno fatto su una serie di campioni, ben 50 campioni, e si avevano dato questa soglia 1280 becquerel, che vuol dire decadimenti per metro cubo, cioè rotture, esplosioncine di questo gas per metro cubo, e vediamo che addirittura in alcune zone c'erano addirittura 10.400 becquerel per metro cubo, quindi una quantità enorme. La legge, che prevede massimo 500 becquerel per metro cubo, per chi fa edilizia sa benissimo che c'è il problema, c'è qualche ingegnere, lo si sa, che è sconsigliato per esempio costruire sottoterra perché c'è il problema del radon, no? Questo problema sussiste anche quando andiamo a fare le perforazioni, le dobbiamo tenere in considerazione. Ce l'ha detto Leni, c'è l'idrogeno solforato, che è un qualcosa che caratterizza normalmente i luoghi dove ci sono delle acque termali, e quell'odore di uova marce. Okay? Ora, è chiaro che un processo naturale, cioè un'acqua sorgiva, ha migliaia, centinaia di migliaia di anni, ma se noi andiamo a portarla su, ci crea tutta una serie di problemi. Per quanto riguarda la trivellazione, per esempio ad Arborea, la soglia di allarme veniva messa a 2 parti per milione. In realtà noi iniziamo a percepire l'odore di uova marce a 0,05 parti per milione, quindi molto ma molto prima. Quindi immaginatevi che cosa vuol dire stare e vivere tutto il giorno con questo odore di uova marce, questo fiagugudresce, no? Si dice a queste parti. È una cosa che però esistono anche degli aspetti particolari, perché l'idrogeno solforato poi aggredisce la congiuntiva, la mucosa dell'apparato respiratorio, dal naso ai bronchi, eccetera, l'apparato gastroenterico, e ovviamente se ci fossero delle situazioni di rischio di fuoriuscita importante, noi possiamo andare verso intossicazioni acute che possono determinare anche la morte immediata, e quindi non è sicuramente un gas del quale noi non dobbiamo aver paura, è un gas che deve farci in qualche modo paura. C'è il problema poi dei rischi dei fluidi di perforazione.
Ora, è chiaro che su alcuni progetti si scende di 1-2 chilometri massimo, non stiamo parlando dei 6 chilometri, però nonostante tutto ormai la tecnica di trivellazione è legata al fatto che si usano i cosiddetti fluidi di perforazione, perché bisogna in qualche modo ridurre quelli che sono gli attriti, cercare di scendere quanto più possibile in profondità. Quello che è un segreto industriale che deve essere svelato se si deve come dire, comunicare con le carte in tavola con i cittadini, e queste carte devono essere scoperte, non coperte, e le sostanze che sono contenute all'interno di questi prodotti. Questo è un lavoro molto interessante, è del 2011, che mette in evidenza che il 75% delle sostanze chimiche classificate con questo numero di casse, che è il numero che identifica la sostanza chimica, nel 75% ci sono effetti sulla pelle, sulle congiuntive, sugli organi di senso, sulle mucose dell'apparato respiratorio e gastrointestinale. Per il 40-50% abbiamo effetti sul sistema nervoso periferico, centrale, del sistema immunitario, sul sistema cardiovascolare. Nel 37% hanno effetti sul sistema endocrino, il 25% hanno un'azione genotossica e cancerogena. Allora, vi ricordate quell'immagine dove l'acqua calda sale e poi viene rimessa l'acqua fredda praticamente? Allora, immaginatevi questi fluidi comunque che continuano a fare questo giro e in qualche modo pensate se vanno a inserirsi in quella che è la nostra le nostre falde idriche, quindi la nostra acqua.